mio volto. Io sono brutto. Ad ogni modo, dicevo, in questo luogo, non me ne voglia, ma dimenticato, in questa domenica assolata, è tradizione che quattro guerrieri si incontrano per combattere, trovano la piazza desolata di loro gradimento per potersi sfidare. Loro non vogliono terre, loro non vogliono titoli, loro non combattono per soldi, loro combattono soltanto per l'onore e per la gloria. Bene, il primo guerriero che andremo a presentarvi, lui proviene dalla Trinacria, figlio di padre gallico e di madre sicula. Abbiamo noi Tancredi il Bello, Tancredi dalla Trinacria, figlio di padre gallico e di madre siciliana. Lo sfiderà un giovane scudiero, figlio di uno sguattero, ha abbandonato la casa da poco e ha preferito combattere e impugnare le armi piuttosto che vivere una vita inginocchiato sui pavimenti. Lui è un giovane scudiero, imbraccia le armi da poco, ma è qua con noi il giovane Andrea di Pontremoli. L'hai comprata anche dove le pulci con la spada? L'hanno regalata. Era di legno? Una volta sì. Ah, bravo. Bene, e ora abbiamo due principesse. Non tiratevi i capelli, non picchiatevi, potete farlo assieme, date via al combattimento. Come volete. Allora, la parola magica è, scegliamo tra noi un modo per andare il via al combattimento. Abracadabra e come chiamiamo la parola, la frase magica? Ah, ho capito che Dabra, tu guardavi Harry Potter. È timida la principessa? Allora chiediamo al re. Bene, le parole magiche sono i vostri angoli guerrieri, tu dalla Trinacria, non fare il furbo, tu sguattera. Abracadabra che il combattimento inizi! È un boccio quello che ha in testa, non sono dei capelli. Questo è un corpo scorretto. Quindi lo sguattero a carattere. Vediamo se il nostro tifo potrà favorire a un combattente oppure un altro. Vivo morto, pollici in alto se volete la sua vita salva, pollici in basso se volete una fatality. La maggioranza è giù, il pubblico ti condanna a muerte. Portiamo via il cadavere. Tancredi il Bello, il vincitore. Guardate che pezzo d'uomo. Bene. Adesso dalla potentissima Genova, il cui potentato si estende fino a Campo Ligure, abbiamo un ex armigero, un ex combattente, una persona che ha visto così tanti campi di battaglia da essersi ritirato, ma combatterà oggi tra noi solo per dimostrare la sua bravura. Lui è Rodolfo il Vecchio. Rodolfo, come va con l'artrite? No, siamo qua. Fate rumore, se no non mi sente.
Sono arrivati i galli, Rodolfo! Ecco, bravo! Quanti sono questi? È giusto? Bravo! Avete superato la visita medica, quindi potete combattere. Combattete col bastone? Il vostro avversario è uno straniero, è giunto qui per caso dalle lontane terre d'India. È un combattente sorridente. Ha abbandonato i monsoni della sua terra natale ed è venuto qui a Genova perché non sa cosa gli aspetta a ottobre. Lui è Alexander da Dwarka. Io vado via perché vedo dalle botte. Date via! No. Ai 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 ai. Il corpo di Alexander è fatto di pietra, ha rotto un bastone. Come ride, come sprezza il pericolo, lui ride in faccia al pericolo. Forse perché il nostro Rodolfo ci vede male. Rodolfo, dov'è il combattente? Osate quindi picchiare così l'anziano? Abbiamo un esponente degli anziani, ve lo dica, che non si picchiano così. Cosa mi dice? Abbiamo un giovane in piena età che picchia l'anziano. L'ho visto, l'ho visto. Si rialza, è ancora lì. Aspetti, la mossa, tracchio, va meglio? Bene, e quindi diamo tempo a Rodolfo di riprendere facoltà dalla sua schiena e presentiamo gli ultimi due sfidanti, che per chi non li conoscesse, dopo con la piazza si fosse perso il nome, abbiamo Tancredi il Bello, viene dalla Trinacria. Suo padre era un gallo, come vedete dai capelli, ma sua madre era una siciliana caliente. E quindi, se per voi non è di troppo, dovrete combattere con un anziano, ma un anziano saggio, che sa mosse che voi neanche conoscete. Quindi Rodolfo, se la vostra vista e la vostra schiena ve lo concedono, è lì il vostro nemico. Siete pronto? E voi? E allora che il combattimento inizi!
Rocco. Il vecchio, abbiamo una puntata sul vecchio. Il vecchio è stanco, i suoi movimenti sono ormai rigidi e rigorosi. Tancredi ha trovato un ottimo avversario. Il vecchio toglierà il colpo di Tancredi. E forse Tancredi lo ucciderà dalla Nicolino. Allora noi chiediamo un signore per questo spettacolo ributtante. Il pubblico ha scelto non il codino ma la sua vita. Meglio. Morirà col codino in testa. Qui with the Boris Broni. Non so bene quale sia la morale di questa favola, ma forse che gli anziani hanno ancora qualcosa da dimostrarci, anche se credo che oggi sia stato solo un colpo di fortuna. Noi vi ringraziamo, speravamo in una piazza un pochino più nutrita, ma c'è il sole, la gente va al mare. Chi sono quei folli che si vestono in abiti medievali a 40 gradi all'ombra? Durante tutto il giorno faremo altri duelli e ora vi presento invece i nomi reali dei personaggi che spero vi abbiano divertito. Nei panni del vecchio abbiamo Dario. Nei panni del giovane sguattero, figlio di nessuno si ricorda chi, abbiamo Andrea. Nei panni di Tancredi della Trinacchia abbiamo Carmelo. E infine la nostra mascotte, nonché uno dei fondatori del gruppo, noi abbiamo Emanuel. Ultimo ma non meno importante, il nostro Umile spettatore ufficiale. Piero. Grazie. Seguiranno altri duelli misti durante il giorno, cercheremo di animare la piazza. Forse i miracoli esistono. Durante tutto il giorno, in base al numero di persone che si accalcherà sulla piazza, da adesso in avanti per circa un'oretta. Voi potete scegliere, facciamo un gioco che è poco medievale, ma ricorda i Pokémon. Qualcuno conosce i Pokémon? In effetti, qui abbiamo utilizzato. Allora, abbiamo il ridimensiona mariti e lo sculaccia draghi. Alexander è in difficoltà.
con me, decretiamo la vittoria di Dario per sculacciamento di Alexander Daduarca. No, non sono convinti. Come possiamo fare per convincerli? Continuate a combattere! Ah, mi sembra un'ottima idea. Mi spiace, venite qua voi, avete perso. A noi le vostre regale terga. Su, tergatevi. Fate piano che è prezioso. Una a testa. Tutti devo fare! Abbiamo una navicella, non preoccupatevi, sarà delicata. E ora abbiamo un rude guerriero. State bene? Benissimo! Ancora una, dai! Ancora una. L'ultimo! Girati! Abbiamo perso. Bene, prossimi due, dai! Dai! Bene, ora chi è che perde le armi? Ora voglio qui questa guerriera esotica dal cappello rasato che ci dirà quali sono i due sfidanti. Sono tutti, quindi chi non ha ancora combattuto, giustamente. Allora, intelligente la ragazza, Tancredi dalla Trinacria e lo sguattero il cui nome si è perso nei secoli e nei tempi. Andrea lo sguattero. Figlio di madre e genitori sconosciuti, ignoti. Erano sguatteri anche loro! Loro hanno sempre lavorato nel castello di famiglia. Già! Attenzione! Tancredi sta incorrendo nelle ire dello sguattero. Ma dite ragazzi, secondo voi quelli sono capelli o ha indossato uno straccio per pavimenti? È uno straccio, perché è pelato sotto, è un segreto. Su Andrea, dimostrate che le vostre umili origini nulla contano sul campo di battaglia. Non indietreggiate, voi siete un uomo, non un manico di scopa. Piegate il metallo, è soltanto un uomo che si fa chiamare il bello. Ma perché paga per questo nome? Ce ne vai tanto, Così, ferita una gamba, il nostro sguattero deve difendersi dagli ultimi colpi. Tancredi! Terminate la vita di quest'uomo! Attenzione, cosa mi sono perso mentre mi sono girato un attimo? Ringraziatevi! Doppia spada contro Gladio! Andrea! Non è morto! Infatti! Allora questi guerrieri vogliono fare un terzo combattimento? No! Io sono un umile narratore, io non so combattere! Un umile narratore, avanti! Datevi! Io adoro la violenza! E allora sfidatemi come si confà, schiaffeggiatevi con un guanto, altrimenti la sfida non sarà... Così va bene? Sì! Togliamoci questi artifizi del demonio.
Bene, allora siete utile. Sostenuto. Ma pesa troppo. Pesa troppo. La Game of Thrones è stato geniale, è stato bellissimo. Hai fatto veramente troppo bene. Quando ho visto che stavi giocando ho cominciato a fare la Game of Thrones. Era tanto che non combattevo. Il titolo di narratore per niente. Rimane in gioco, chi non ne fa esce e chi vince ha un premio. La testa va bene. Dovete centrare le spade. Altra fila qua. No. Uno, una testa? 3 possibilità a testa. Bene, 1, 2, 3. Diamo la mano alle altre principesse. Non siate agitata, non siate ansiata. Terzo e ultimo tiro. Niente. Voi, principessa barbarica dei capelli rasati, dimostrate la vostra abilità. Certo. Poi se li vuoi sono 2226 sesterzi. Abbiamo fatto, eh? No, no. Lei? È dentro o fuori? Ah! E quindi come unico, sì, come unico sfidante del pubblico femminile, maschile, volevo dire. Bene, il nostro mentore Patron Dario ci dice che le fanciulle possono ritentare, sempre che il cavaliere... Sempre un cavaliere, un domani una di queste potrebbe essere vostra moglie. No, Dio ce ne scampi. Perdi i No, no. poteri se non fai il bravo, fai il gentile con loro, poi non fai più. Bene, allora essendo magnanimo, avendo già vinto un premio, permetterà anche alle fanciulle di prepararsi. Dai, forza, allora finiscono. Siete timide? Non così lontano, Sono scappati. Bene, e quindi io proclamerei questo cavaliere unico vincitore per abbandono di campo. Bravo! Volete essere nominato cavaliere? In ginocchio quindi. Su via, procediamo alla procedura di Ginocchio. incoronazione a cavaliere. Il vostro nome? Qual è il vostro nome? Lorenzo, ti serve l'orecchio? Questo? Allora Lorenzo, proclamo, Lorenzo ti serve l'orecchio. Alzati, Sir Lorenzo, ti serve l'orecchio. Bene. Crescente qualche anno potrebbe essere